la giorno di sedere con un biccerito, o generale, un biccerito e s'affogava. Però la madre l'aveva quantare a questo bello forte perché un biccerito non sa se mette in mucca, chissà. No, che la madre l'aveva a pigliare e lo quantava così. E un biccerito certo chittava. Perché si può sapere mai, si può mettere qualche spilla, o qualche occhio, o qualche o 1 euro, o 10 centesimi, 20 centesimi, un biccerito chi sa, chi capisce. La madre sa madre di una donna, sa madre è una femmina pessa. La madre aveva stato un capo un biccerito, se mi dico, l'aveva pigliato, l'aveva fatta, il biccerito che stava tutte cose, un biccerito lo pigliava, riccialava, ma così che immagine chi sei? Boh. A fare morire un biccerito per affogare se ti poteva morire, sti che peso. Se poteva affogare e poi poteva morire. Da stare attento su quel biccerito. La biccerita si può mettere qualche saccio, può giocare, o qualche peluche, o qualche pelo, o può mettere tante cose in mucca, che sanno. Piuttosto mi fece zitti, mi maritatemi e poi... E ci ha pizzato i bicceriti. Sti che peste, c'ho le peste. Occhio aperta, maggio padre. E poi dice, figlio mio ci ha pizzato, figlio mio ci ha pizzato, certo. Deve stare in capo, occhi aperti, c'hanno 4 occhi, non 2 occhi. Ma vedo a mare, mi dice cosa mi chiesta di schiette, perché rovinato un figlio di madre. E pure i piccini rovinate. State mischiette, me è meglio, va. Che fiore ci facete? Ciao, ciao. Da mettere la maschera. Vabbè, perché ormai il carnevale è finito. Ciao, ciao.